Buongiorno e ben trovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. In apertura oggi la politica, anche se in un contesto un po' diverso, è la presentazione di un interessante progetto, il primo del genere di affinamento sottomarino del vino che vede Friuli, Venezia Giulia e Veneto lavorare assieme. È stata oggi l'occasione per vedere insieme a Trieste i governatori, i leghisti Fedriga e Zaia. Inevitabili le domande dei giornalisti sull'esito delle recenti elezioni politiche. Allora cominciamo dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Sentiamo. Il risultato della Lega non è stato entusiasmante, ma non penso sia necessario drammatizzare. Se mi chiedessero di fare il ministro a Roma, risponderei che mi piacerebbe continuare in Friuli Venezia Giulia e ricandidarmi alle regionali. A 4 giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre, prima uscita pubblica e prime dichiarazioni dopo la chiusura delle urne del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Sicuramente ci aspettavamo di più, l'ha detto il segretario federale, lo confermo io. Ci siamo incontrati e ci rincontreremo in Consiglio federale per analizzare il voto e capire anche come migliorare le nostre performance e quello che è mancato, ma adesso dobbiamo ovviamente sapere anche che abbiamo di fronte la responsabilità di far parte di una compagine di governo nazionale e dobbiamo dare risposta al Paese, quindi direi che andiamo avanti con la consapevolezza del voto, ma anche con la consapevolezza che siamo maggioranza nel Paese. Se dovesse arrivare una chiamata come ministro, lei cosa risponderebbe? Che mi piacerebbe continuare in Friuli Venezia Giulia, ricandidarmi, come ho sempre detto, ricandidarmi il prossimo anno e dopo ovviamente dipenderà dalla fiducia che vorranno darmi i cittadini di questa regione. La lista Fedriga? La lista Fedriga ci sarà. Ho letto ricostruzioni ai giornali che Salvini vuole essere, non è assolutamente vero. Ci sarà la lista Fedriga, ci sarà la lista Lega, ci sarà la lista di Forza Italia, ci sarà la lista di Fratelli d'Italia, ci saranno tutte le liste che mi appoggiano e mi sembra che su questo tutte le forze politiche abbiano ribadito anche dopo il voto la volontà di continuare insieme confermando il percorso fatto in questi anni che penso in mezzo a molte difficoltà ma sia stato positivo. Dopodiché ribadisco, la parola finale è quella dei cittadini e decideranno loro la prossima primavera. Quindi non c'è un dopo Salvini? No, spero che il dopo Fedriga sia Fedriga in Friuli Venezia Giulia, però questo mio spiccio risponderà del voto. E Salvini a Roma? Ci sarà un nuovo Salvini nella Lega? Ci sarà un mi sembra che il federale abbia confermato una posizione unitaria di tutte le forze politiche. Io non capisco perché, è ovvio che il risultato non è stato esaltante per la Lega, ma io penso che non sia necessario drammatizzare, bisogna affrontare dove ci sono stati i problemi, costruire quello che è mancato e si va avanti con sicuramente dobbiamo avere un senso critico interno, ma anche l'ottimismo di costruire e andare avanti insieme, punto. Dopodiché le drammatizzazioni non mi appartengono. Meloni in grado di essere capo di questo governo? Direi proprio di sì, ha avuto un consenso, quindi immagino che sarà incaricata Presidente del Consiglio e soprattutto ha il vantaggio anche di avere una coalizione unita che la supporterà e cercherà ovviamente di valorizzare il voto ricevuto dagli elettori il 25 settembre. Quindi non Grazie è vero che la base della Lega vuole mettere all'angolo Salvini? Ma no, io sto leggendo di tutto, io in questi giorni sto leggendo di tutto anche su me stesso, cose che non conoscevo ma che scopro dai giornali, quindi ormai mi sono rassegnato a difficoltà anche a rispondere rispetto a delle cose che dico non è così, dopo vengo scritto che è così, ma insomma lo prendo col sorriso sapendo che dopo nel lavoro quotidiano si sviluppano le cose e le risposte da dare. Proprio in questa analisi che stiamo facendo anche in federale dovremmo far emergere le peculiarità della Lega e i punti cardine che la Lega propone. Questo secondo me è fondamentale ovviamente per riavvicinare i cittadini che questa tornata elettorale non ci hanno votato. Ricordo che comunque, ricordo sommessamente che sicuramente, lo ribadisco, non è un risultato esaltante, ma io ho visto la Lega anche quando era al 4%, quindi per quello dico non dobbiamo drammatizzare, dobbiamo avere la consapevolezza di quello che è successo, sia in negativo sia in positivo, perché facciamo parte di una compagine di governo. Queste le parole di Fedriga. Il presidente del Veneto Luca Zaia invece ha cercato di glissare sulla Lega parlando del progetto Audace, ma alla fine ha risposto alle domande dei giornalisti. Sentiamolo. De Monte dare diverse contestazioni del leader. Sei venuto fin qua per questo? Apposta, certo. No, noi siamo qui oggi per Audace. Audace è una grande operazione di Serena Wines e è anche l'occasione per riconfermare l'identità dei nostri territori. E penso che questo connubio, questo link con il Friuli Venezia Giulia vada assolutamente in questa direzione. Presidente, però se arrivasse una chiamata da ministro, lei accetterebbe?
Guarda, questa domanda me la fate ogni volta che si va a votare. Sono passato da commissario europeo candidato, ministro, eccetera. Io mi devo occupare del Veneto. Fra l'altro avete visto che grosso progetto, forse il più grande della storia a livello nazionale che sta interessando il Veneto, è quello di Intel, e qui mi fermo perché non posso dire altro. Se io mollassi il Veneto significherebbe che molti dei progetti, non solo questi, rischierebbero di non vedere la luce. E ce n'è uno fondamentale per noi che si chiama autonomia. Se Federica mollasse Friuli Venezia Giulia? Dovete parlare con Massimiliano, di certo non con me. Questi rapporti che avete, visto che si parlava anche di un possibile staffetta all'interno della Lega. Ma che staffetta? Massimiliano è un bravissimo governatore, io spero, ma so che lo vuol fare, che si candidi ancora, ci sarà la sua candidatura e ci sarà un'altra occasione di governo, diciamo, da parte di una persona per bene di questa magnifica regione. A proposito di autonomia, questo è un tema che ha mosso anche molti dei consensi verso Fratelli d'Italia. Come pensate di intervenire su questo? Ma io penso che noi dobbiamo avere assolutamente la tranquillità del fatto che oggi il centrodestra, rappresentato da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Moderati, sono esattamente partiti che hanno sostenuto il referendum dell'autonomia. Non approvare l'autonomia vorrebbe dire prendere in giro i cittadini. L'autonomia è pronta, la legge quadro è scritta, 2.273.000 veneti sono andati a votare per il sì, e quindi è giusto che si dia corso a questo che non è la secessione dei ricchi, come dice qualcuno che non legge le carte, ma è l'applicazione degli articoli della Costituzione. Quindi Giorgia applicherà? Ma non c'ho dubbi che sia assolutamente in linea, visto e considerato che fa parte del programma di governo presentato prima delle elezioni. Anche la sua eredità però rischia di passare a Fratelli d'Italia con la futura candidatura alla presidenza della regione. Ma io non ho eredità, sono povero. Cambiamo argomento, prenderà il via questa sera alle 20:30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 30° convegno organizzato dal Centro di Accoglienza e Promozione Culturale Balducci di Zugliano. Sarà il primo senza Don Pierluigi di Piazza. Sul palco ci saranno tra gli altri il fratello Vito, il teologo Vito Mancuso, il magistrato Roberto Scapinato e il presidente della CEI Matteo Maria Zuppi. Del convegno abbiamo parlato con il giornalista Giampaolo Carbonetto, ospite ieri sera della nostra trasmissione Screenshot. Sentiamo. Piccoli segni in cammino con Pierluigi Di Piazza è il titolo che abbiamo scelto per questa puntata che dedichiamo al convegno annuale organizzato dal Centro Balducci, il primo senza la presenza fisica di Don Pierluigi Di Piazza. Piccoli segni era una delle parole, dei modi di dire che usava spesso Pierluigi insieme a tutta una serie di altre espressioni. Piccoli segni perché per creare qualcosa di stabile bisogna andare avanti un po' alla volta, bisogna dare piccoli segni ed essere capaci di interpretare i piccoli segni. Dopodiché si procede un po' alla volta e si arriva a creare la seconda parte del titolo del convegno, che è la forza dell'utopia, che Pierluigi interpretava sempre non nel classico modo dell'etimologia posto che non esiste, ma soltanto come posto non ancora raggiunto. Il convegno si è sempre caratterizzato, no, come luogo di riflessione ma anche come luogo di incontro tra personalità, ma non solo personalità, anche voci di tutto il pianeta, no, all'insegna di quell'uomo planetario che ha sempre un po' tracciato la strada in tutti gli incontri e nell'essenza stessa poi del Centro Balducci di per sé luogo di incontro. Ecco, viene portato avanti questo cammino? Sì, in questo convegno cerchiamo appunto di dare seguito a una delle caratteristiche di Pierluigi, che era quella di non mai schivare il confronto, ma anzi di andarlo a cercare e di andare a cercare anche dei confronti difficili, dei confronti complicati, spinosi, scivolosi, quindi portare all'attenzione di tutti dei momenti in cui potevano esserci anche delle polemiche che non venivano mai affrontate come polemiche fine a se stesse, ma venivano interpretate come polemiche che erano spunto per partire a ragionare e a cercare di trovare soluzioni diverse, perché in definitiva lo sforzo maggiore che tutti dovremmo fare davanti alle difficoltà è cercare di appollaiarsi su posti inconsueti, vedere il mondo da una posizione che ti permette scorci diversi, inesplorati, e da quelli vedere se si riesce ad andare avanti.
Il convegno non è mai stato autocelebrativo, non ha mai dato spazio alla retorica, si sono affrontati anche temi e questioni spinose, come giustamente dicevi, con grande apertura al confronto, al dibattito. Quest'anno forse c'è un po' il rischio, essendo appunto il primo anno che non vedrà la presenza almeno fisica di Don Pierluigi, di cadere nella retorica. Ecco, come avete pensato di affrontare un anno cioè, è anche il 30° anno, no, del convegno? Beh, intanto sul 30° anno c'è da fare un minimo di riflessione, perché è il 30° anno del convegno. È morto purtroppo Pierluigi e questo sarebbe stato però l'anno degli anniversari tondi riferiti sia a Balducci sia a Turoldo. E il convegno teoricamente, inizialmente, prima che purtroppo Pierluigi ci lasciasse, doveva essere proprio dedicato a loro. Adesso ci parlerà necessariamente, obbligatoriamente quasi, di Pierluigi e della sua figura, però abbiamo studiato questo convegno, abbiamo parlato con i relatori proprio specificando che lo scopo di questo convegno non è santificare o celebrare la figura di Pierluigi, che già è considerata assolutamente bene di per sé, senza ulteriori sforzi. Lo sforzo del convegno deve essere quello di cercare di capire il lavoro di Pierluigi, di cercare di far chiarezza su come portare avanti la sua eredità spirituale, morale, etica, sociale e così via. Insomma. La prima serata è proprio una parata di amici, diciamo, perché a parte il fatto che a coordinare la prima serata sarà Marinella Chirico, che ha curato il libro di Pierluigi fatto insieme a Margherita Hack, Io credo. Molto amici di Pierluigi sono stati Vito Mancuso, Roberto Scarpinato e meno a lungo ma profondamente comunque il cardinale Zuppi. E quindi si tratta proprio di una partecipazione. A tale proposito vorrei sottolineare che non c'è stata grande difficoltà. Uno dice, beh, avrei fatto difficoltà a tirar fuori tutta questa gente per le 3 giornate di convegno. No, assolutamente no, perché le telefonate arrivavano e la risposta era immediatamente positiva. Soltanto qualcuno che aveva già impegni presi da moltissimo tempo non è riuscito a venire in questi 3 giorni, ma ad esempio Cacciari, che non è riuscito a venire in questi 3 giorni, ha domandato immediatamente di poter essere subito dopo il convegno, di poter venire a parlare di Pierluigi, del suo modo di intendere quel lavoro che ha fatto, e difatti sarà martedì sera al Balducci. E questa sera a partire dalle 20:30 Telefriuli seguirà e vi proporrà in diretta appunto il convegno del Centro Balducci. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, restate con noi, poi la seconda parte di A voi la linea, tra poco. Seconda parte di A voi la linea, ci occupiamo ora dell'alluvione nelle Marche, dove è presente la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Dopo le case e le scuole, i volontari questa mattina sono all'opera per aiutare a ripulire le attività produttive. Questa volta l'attività dei nostri corregionali si è concentrata nella zona industriale di Ostra, dove si fa fatica ancora a rimuovere il fango e i detriti che ricoprono le strade di accesso agli opifici. Tra gli episodi da segnalare il ritrovamento di un bracciale d'oro avvenuto ieri, quando gli uomini della Protezione Civile erano impegnati nella pulizia del piano terra di una casa di 2 anziani marchigiani sommersa da oltre 1 metro di fango durante l'alluvione. Inevitabile la commozione per i 2 ultraottantenni al momento della riconsegna dell'abitazione e del monile di famiglia. Ed ora ci spostiamo a Pordenone, dove è in corso la 5ª tappa di un progetto nazionale, la campagna Piccoli gesti, grandi crimini, che vuole sensibilizzare sul tema dell'abbandono dei rifiuti, in genere piccoli come i mozziconi di sigaretta. Vediamo.
Una speciale scena del crimine in piazzetta Cavour a Pordenone è il manifesto della campagna nazionale Piccoli gesti, grandi crimini, un'iniziativa di sensibilizzazione per combattere l'abbandono dei piccoli rifiuti, in primis i mozziconi di sigaretta, realizzata da Mare Vivo in collaborazione con BAT Italia. Fino al 1° ottobre la campagna coinvolgerà gli abitanti della città friulana, quinta tappa del progetto fra installazioni e affissioni. Secondo il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo, davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Il titolo bellissimo, Piccoli gesti, grandi crimini. Proprio i piccoli gesti aiutano a far sì che tutti noi possiamo essere parte di un cambiamento, di un'attenzione maggiore verso i rifiuti e verso le conseguenze appunto dei nostri gesti. In città una scena del crimine con le sagome intorno di animali morti, perché il mozzicone, anche quello gettato qui, gettato nel bagno, gettato nella caditoia, finisce in mare. I numeri sono veramente impressionanti, miliardi all'anno di mozziconi che finiscono nel mare. La campagna mira alla sensibilizzazione, verranno distribuiti 2000 di questi piccoli portaceneri dove poter mettere il mozzicone, metterselo in tasca e poi conferirlo nel posto giusto. Come amministrazione adesso provvederemo anche all'acquisto di alcuni cestini particolari finalizzati solo alle sigarette e tutti insieme qualcosa possiamo fare per questo nostro mondo. Parecchi comuni hanno aderito a questa campagna, che è molto importante perché i mozziconi rappresentano il problema delle microplastiche. Le microplastiche ormai le abbiamo trovate ovunque, dall'Everest alla fossa delle Marianne, nella placenta umana, nel sangue. E dunque vanno combattute, va combattuta la dispersione di microplastiche o di oggetti piccoli di plastica, perché non sono più ripulibili, cioè non possiamo ripulire le microplastiche, dobbiamo evitare di disperderle nell'ambiente, di inquinare il nostro mare e di rendere la vita molto difficile agli animali marini e a tutta la natura che ci circonda. La tutela dell'ambiente passa anche attraverso una nuova sensibilità e quindi una nuova cultura. Ecco perché come assessore alla cultura, con delega anche alle politiche giovanili, ho partecipato a questa campagna. Sono convinto che servano strumenti comunicativi efficaci, bene le conferenze, bene i convegni, però per riuscire a colpire, per riuscire a far passare il messaggio ci vogliono strumenti comunicativi nuovi e sicuramente questa campagna alle mie spalle è efficace. Facciamo in modo che Pordenone dia il suo pur piccolo contributo per fare in modo appunto che i mozziconi di sigaretta non finiscano in mare e poi magari come succede nei nostri piatti. Da Pordenone a Trieste, dove questa mattina il governatore Massimiliano Fedriga e il suo vice con delega alla salute Riccardo Riccardi, l'assessore alla ricerca e università Alessia Rosolén hanno fatto il punto sullo stato di attuazione del protocollo sottoscritto con Novartis Pharma e SPA per la creazione di un polo regionale delle scienze della vita. Vicepresidente, oggi proseguono gli accordi importanti della Regione con le società farmaceutiche, oggi Novartis. Sì, è una partnership pubblica-privata, credo che sia una delle poche che stiamo vedendo, quindi questo assume un valore ancora più importante, soprattutto tratteggia ricerca e applicazione a modelli della sanità del futuro. Quindi la sanità ha 3 grandi problemi, ha l'appropriatezza, la prossimità e la sostenibilità, quindi ci vogliono modelli nuovi. Bisogna declinare la tecnologia, bisogna alfabetizzare i professionisti del sistema salute e il cittadino, quindi c'è sicuramente un lavoro importante da fare e noi ci poniamo questo obiettivo anche in collaborazioni importanti come questa. Un accordo importante con la Regione Friuli Venezia Giulia, quali le basi di questo accordo? Si parla soprattutto di lavorare per il futuro, per allungare le aspettative di vita delle persone e migliorare la qualità della vita. Un accordo importante perché è il primo esempio in cui riusciamo a rendere davvero concreto il concetto di partnership pubblico-privato in campo salute. Il progetto prevede 2 aree di approfondimento fondamentali più una terza. Le prime 2 sono quelle proprio di creare e facilitare l'ottimizzazione del percorso del paziente dal territorio fino all'ospedale. Il sistema salute ha imparato con la pandemia che questo percorso è fondamentale perché altrimenti l'ospedale entra in crisi e non è in grado di gestire in maniera ottimale il percorso paziente, quindi rendere
ottimizzare questo percorso è uno dei primi obiettivi che ci siamo posti con la Regione Friuli Venezia Giulia e Novartis da questo progetto. Il secondo è quello della medicina predittiva, ovvero di una medicina che si focalizza sulla fase di prevenzione e di individuazione di segmenti di popolazione che siano a maggior rischio, in particolare nell'area cardiovascolare, maggior rischio poi di eventi avversi e di problemi di salute, e quindi concentrare in maniera in questo modo gli interventi su questa fase preventiva. Questo è importante come metodo di lavoro che poi può essere applicato dal cardiovascolare a qualunque altra area terapeutica. Queste sono le due aree principali su cui il progetto si concentra, più quella poi di facilitare l'integrazione del sistema innovazione e di start-up che in Friuli Venezia Giulia si vuole accelerare ed aumentare. Anche il settore degli autotrasporti soffre a causa del rincaro del costo dell'energia, ma riesce a fare fronte al difficile momento. Però le imprese del settore fanno fatica a trovare nuovo personale. Il mestiere del camionista è poco attrattivo, nonostante i mezzi ormai siano dotati di strumentazioni all'avanguardia per rendere la vita più sicura. Ce ne siamo occupati con questa intervista di Isabella Gregorato. Quali sono le difficoltà in questo momento del settore della logistica? Si prospettano delle novità, perché si prospetta potenziamento in Ausacorno, si prospetta anche la possibilità di questo centro logistico, no? Di riferimento, ma effettivamente il settore che cosa chiede, di che cosa ha bisogno? Diciamo che abbiamo sicuramente un grosso problema infrastrutturale, nel senso che ci sono delle carenze che si riportano da anni, che stiamo lentamente correggendo, ma che pian pianino arriveranno alla fine. E sicuramente abbiamo un sacco di perdite di tempo sia lungo le nostre strade urbane ma anche autostradali, insomma questa A4 sembra non finire mai anche se siamo quasi alla fine, e poi abbiamo un sacco di perdite di tempo presso le operazioni di carico e scarico che purtroppo avvengono in maniera molto lenta, e questo è un problema soprattutto oggi che abbiamo carenza di personale che guida i mezzi e che non ama aspettare troppo, come nessuno ovviamente ama stare a aspettare. Ecco, in effetti volevo chiederle anche appunto com'è lo stato di salute, qual è lo stato di salute del settore. Anche nel vostro settore si fa fatica a trovare personale qualificato, personale preparato, perché ti richiede in sostanza avere questa preparazione, ti richiede un lungo iter, no? Allora diciamo che la carenza di personale è una cosa che riguarda un po' tutti i settori, sono tanti che si lamentano del fatto che manchi del personale, e questo è un dato di fatto. Nel nostro settore la figura dell'autista non è una figura socialmente molto ben vista, anche se in realtà noi siamo quelli che consegniamo la benzina ai distributori, la farina ai panifici per fare il pane, quindi siamo, non dico strategici, ma comunque siamo importanti all'interno di una catena logistica, però il mondo non vede molto bene la figura dell'autista, sbagliando peraltro, e quindi stiamo subendo questa appunto mancanza di personale, vuoi perché molto personale anche dell'est è ritornato nei propri paesi, e quindi quelli che una volta lavoravano qua adesso stanno lavorando in altri paesi, o sono tornati, qualcuno anche in guerra, perché c'erano anche degli ucraini che sono tornati a casa loro, quindi ci sono vari fattori per cui c'è questa mancanza di personale a cui stiamo cercando ovviamente di rispondere. E come fate fronte all'aumento dei prezzi, appunto l'aumento del costo dei carburanti? Adesso sta scendendo, però ci sono preoccupazioni per il futuro, perché potrebbe ritornare, no? È un mercato così variabile e volatile. Diciamo che il costo del carburante è uno dei problemi, ma abbiamo come risposta dei contratti con i clienti con quello che si chiama il fuel surcharge, quindi un prezzo indicizzato al carburante, per cui se il carburante sale viene riconosciuto un aumento e se scende viene riconosciuto uno sconto al cliente. Il problema è che sono aumentati tutti gli altri costi, dalla D-Blue ai pezzi di ricambio, ai pneumatici, gli stessi autocarri sono cresciuti tantissimo, perché sono cambiati i contenuti tecnologici. Ormai il camion non è più il camion di una volta, è veramente una piccola astronave, tant'è che quello che si chiama l'autista di camion dovrebbe chiamarsi il pilota di camion, un po' come il pilota degli aerei, perché di fatto comandano un giocattolo, uno strumento molto tecnologico in cui è richiesta una grande competenza anche tecnico-informatica per avere tutte le informazioni che questo può dare per sfruttarlo al meglio, e quindi deve cambiare appunto anche la figura dell'autista da quel punto di vista. Quindi tante problematiche, però le aziende riescono a resistere, o ci sono delle aziende a rischio
chiusura oppure a rischio magari diminuzione di personale, riduzioni in generale? Allora, diciamo che la logistica è un settore in crescita, questo nell'ultimo periodo così è stato perché tutto l'e-commerce, ma come tutto il mondo logistico sta cambiando molto velocemente, quindi la grande capacità è adattarsi al cambiamento. Certamente da settembre, con alcune casse integrazioni di realtà industriali anche della zona, diciamo che i volumi sono in fase di rallentamento. Speriamo che questo non duri molto, rimane il fatto che l'economia capitalistica ha sempre avuto periodi di crescita e di recessione con onde più o meno lunghe, e quindi può darsi che stiamo entrando in un periodo di onda bassa e quindi all'interno di un ciclo economico come c'è sempre stato anche negli anni passati. Per questa puntata di A Voi la Linea è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.